Si parla di una grande annata 2019. Sì, anche quest'anno il Veneto si conferma come prima regione per produzione a livello italiano con più del 35% dei quantitativi di uva prodotte, un'annata che ha visto un inverno particolarmente comunque benigno e quindi anche la primavera con lo sviluppo delle infiorescenze e lo sviluppo delle viti ha portato a una produzione importante. Diciamo che poi qualche tempesta, qualche tromba d'aria e qualche problema nell'estate ha comunque fatto calare la produzione di un 10-15%, che da un certo punto di vista sta nella normalità delle annate avere comunque un calo fisiologico che comporta comunque una grande produzione, ma con diciamo fine agosto come questo che sta andando via molto bene dal punto di vista climatico ci sarà una vendemmia eccezionale. E ci sarà un calo anche significativo, dipende dalle zone, rispetto al 2018, riportando comunque i valori su dati storici, quindi molto vicino a quello che era il 2016. Noi stimiamo attorno al 15% medio, però sa, è un dato che è medio. Come ho detto prima, passiamo dal 10 al 15 al 20-25, dipende dalle zone, quindi noi medio consideriamo un 15%. Non credo che questo sia un particolare problema, assolutamente, anzi se la qualità è buona va bene anche così. Il 2019 si riavvicina su valori normali, quindi molto prossimi alla vendemmia 2016. Il Veneto produrrà circa 13 milioni, almeno queste sono le stime che ho potuto avere dai numeri che mi sono stati forniti, circa 13 milioni di quintali, un 18-19 milioni di quintali complessivamente per Veneto, Friuli, Trentino e Trentino Alto Adige, per cui ecco una produzione un po' in calo, per i motivi che abbiamo detto prima, però non legata al numero dei grappoli quanto a una dimensione inferiore dei grappoli, quindi del peso dell'acino.